Sì. Segretario, è arrivata questa legge sulla sicurezza, quanto è importante? Importante, la voleva la gente. Sì, lì devo dire che il Presidente della Repubblica è preoccupato, io ero preoccupato se non passava la legge. Passata questa legge la gente è più serena e questo è importante. È una vittoria del governo o è una vittoria della Lega Nord? Questo lascia te che sei intelligente, è una vittoria di tutto il governo, però diciamo l'onere maggiore l'ha portato la Lega, si è fatta la legge, è andata a difenderla in commissioni, in aula. Le fa male il fatto che la CEI abbia attaccato questa legge? Lei è cattolico? Sì, però loro hanno abbiamo preso dalle regole del Vaticano un po'. Il Vaticano prevede diciamo, il reato di immigrazione e quindi l'espulsione. Perché il Vaticano sì e noi no? Tornano anche le ronde? Le ronde, è la gente che vuol dare una mano. È più importante questa legge o quella sul federalismo fiscale? Perché sono due grandi battaglie fatte sin dall'inizio della Lega Nord, due grandi vittorie. Le due. Questa agisce subito perché Maroni sta già respingendo. Sull'immigrazione c'è un'accelerata per quanto riguarda i prossimi lavori, per l'approvazione. Adesso deve passare solo al Senato. Sì, infatti, è dato un'accelerata oppure... Benissimo la Rosa, chiedetelo a lei. Ecco, sulla questione sul referendum, è d'accordo con quanto ha detto il ministro Calderoli che sarebbe un pazzo Berlusconi se votasse sì, non so opinione su questa questione. Non ho capito. Sul referendum che cosa succede? Lei che come si posiziona? Calderoli ha detto che sarebbe un pazzo se si votasse sì. No, il referendum è stato fatto contro la Lega, sostanzialmente. Berlusconi può darsi che dice sì perché ci guadagna. Però la sinistra non capisco perché deve votare sì. Ma la lealtà fra amici, come siete in pratica voi e Berlusconi, non potrebbe spingere Berlusconi insomma, a fare un passo indietro su una legge che appunto è una legge ammazza Lega? Berlusconi è il nostro amico, quindi ci penserà su. Lei spera che ci pensi su? Sì. Finora ha mantenuto tutto quello che aveva promesso. Conte adesso ha mantenuto sempre quello che voleva. Con me Berlusconi mantiene la parola che mi dà. Sul federalismo però sul referendum non c'è un patto Lega-Berlusconi, c'è libertà di posizioni? Sì. Ma io non farei mai una cosa contro di lui. Questo infatti lei spera che lui non faccia una cosa contro di voi? Esatto. Ha paura che potrebbe impedire l'applicazione della legge sul federalismo, secondo lei? C'è un ostacolo che teme? Bisogna andare a mettere i numeri e quindi bisogna... No, l'applicazione no, si tratta di mettere i numeri migliori, che è diverso. Mettere i numeri più vantaggiosi per il paese tutto e per noi. Non c'è niente di facile. Ministro, il 40% è un sondaggio che verrà pubblicato degli avvicini del nord-est, dicono che la legge sui medici spia è pericolosa e lo stesso Presidente della Regione ma non c'è più quella roba lì. Non c'è più, è stata cambiata. Quella che è uscita è una buona legge? Lei è soddisfatto? Di cosa? Della legge che è uscita, il pacchetto di sicurezza, lei è soddisfatto? No, c'è quello che riuscirà con il voto al Senato, insomma. Complessivamente, è una buona legge, è soddisfatto? È soddisfatto? Ottima legge. Un'ottima legge. La prossima battaglia della Lega Nord, elezione a parte, in Parlamento qual è? Questa qui del salario territorializzato. È più facile o più difficile di queste altre due? Non te lo so dire, è tutto difficile. Ministro, con la crisi economica ci sono tantissime piccole aziende che stanno chiudendo, ci sono centinaia di stranieri che lavorano in queste piccole aziende che perdono il lavoro. Molti di loro hanno un mutuo, si troveranno a essere clandestini, si troveranno a commettere un crimine senza che sia cambiato niente e che abbiano fatto niente. Questo intaserà le procure, ci saranno dei problemi di questo tipo, problemi di sicurezza proprio. Sull'intasare le procure, vedo che non sai cosa sta avvenendo. Tra poco i magistrati verranno eletti dal popolo
i nostri magistrati verranno eletti al popolo dopo, quindi non intatonerà nessuna procura. Segretario, quando è che torna a trovarmi in studio? Quando è che torna a trovarmi in studio? No.